Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Non si avvarrà della facoltà di non rispondere domani davanti al GIP. Oliverio dirà tutto quello che sa perché, dice il suo avvocato, non ha nulla da temere. L'aviosuperficie di Scalea, finita in inchiesta Landa Deserta, resta un'infrastruttura mai completata nonostante milioni di euro spesi, uno dei tanti esempi di spreco di cui la Calabria abbonda. I nostri municipi hanno le difese immunitarie basse per difendersi dalle infiltrazioni mafiose, lo dice il prefetto di Cosenza Paola Galeone. Il comune di Cosenza è pronto a verificare se ci sono le condizioni necessarie per riaprire Veda Parco e intanto interviene sulle zone a traffico limitato. Morte sospetta di un uomo di 52 anni avvenuta nel novembre scorso nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Il legale della famiglia ha chiesto alla procura il sequestro delle cartelle cliniche. Un uomo di 37 anni con problemi di tossicodipendenza è stato rinvenuto senza vita nella stazione ferroviaria di Catanzaro. Si ipotizza un caso di overdose. Buonasera dalla redazione TG10, dunque giorni importanti, intensi per Mario Oliverio, il governatore che è stato coinvolto nell'inchiesta Lande Deserte ed è stato raggiunto anche dall'obbligo di dimora. Incontrerà domani il GIP, poi il 27 sarà il giorno della discussione, dell'udienza del Tribunale dell'Esame di Catanzaro sulla sua misura. Il suo legale dice risponderà al giudice perché non ha nulla da nascondere. Sentiamo. Domani Oliverio si troverà davanti ai giudici per essere interrogato. Il presidente della regione, costretto dalla misura cautelare a risiedere nel suo paese natio, San Giovanni in Fiore, è intenzionato a difendere con vigore e determinazione la sua onorabilità. È dal giorno in cui si è abbattuto il ciclone giudiziario sulla Calabria che non trova più pace per gli effetti prodotti dall'inchiesta sulla sua persona. Nell'intervista rilasciata poche ore dopo aver ricevuto il provvedimento dalla distrettuale antimafia di Catanzaro, agli organi di informazione locali e nazionali, il governatore ha ribadito con forza l'estraneità ai fatti contestati, rivendicando la sua lunga carriera politica senza mai essere nemmeno sfiorato da un qualsivoglia provvedimento giudiziario. In questi giorni di distacco dall'attività politica, Oliverio ha potuto osservare come il mondo da cui proviene, e cioè la sinistra, ha reagito all'inchiesta che lo coinvolge. Ebbene, avrà avuto modo di constatare la linea del silenzio scelto dal gota del partito di cui fa parte. Non c'è stata, insomma, la risposta che si aspettava, nemmeno una parola dai suoi amici big, quelli che frequentano le stanze del potere a Roma, con i quali ha condiviso numerose battaglie politiche in passato. La vicinanza Oliverio l'ha ottenuta dai suoi consiglieri regionali, dai capigruppo del centrosinistra e da qualche amministratore a lui vicino. Il resto è silenzio assordante, cauta attesa e fiducia nel lavoro della magistratura. Domani il primo confronto lo avrà con il GIP, al quale, come annunciato dal suo difensore Enzo Belvedere, Oliverio parlerà, rinunciando alla facoltà di non rispondere perché non ha nulla da nascondere, dimostrando, ha aggiunto, la sua assoluta estraneità ai fatti contestati. Oggi era anche il giorno del Consiglio regionale, all'ordine del giorno argomenti importanti come il collegato alla manovra, la legge della stabilità, ma anche una discussione sul caso Oliverio. C'è stata unanimità, tutti si sono detti garantisti sul Presidente della Regione, un atteggiamento molto apprezzato dalla maggioranza. Tutti hanno detto abbiamo fiducia nella magistratura. Oliverio dovrà chiarire la sua posizione. È chiaro che la Regione e il Consiglio regionale devono andare avanti. Sentiamo. Il Consiglio regionale affronta il caso Oliverio e dopo l'invito di Nicola Irto alla sobrietà e al senso di responsabilità nel rispetto del lavoro della magistratura e l'augurio che il governatore chiarisca la sua posizione, è un coro unanime. La situazione è delicata ma deve prevalere il garantismo, ha detto il capogruppo della CDL Gianluca Gallo. Noi non chiediamo al Presidente Oliverio le dimissioni, sarebbe opportuna invece una serena riflessione. Le dimissioni al Presidente le abbiamo chieste più volte e su altri argomenti perché riteniamo che ci sia un totale fallimento dell'azione di governo di questa Giunta.
Il capogruppo ai democratici progressisti Giuseppe Giudice Andrea ha espresso la speranza che il Tribunale della Libertà, che è stato già chiamato in causa, metta fine a questa situazione che è incresciosa per i calabresi e non tanto per colui che l'ha subita. Non sono qui, ha detto Carlo Guccione del PD, per chiedere le dimissioni del presidente Oliverio. Su queste questioni ero e rimango garantista. Obbligo del Presidente è quello di difendersi nelle sedi opportune e chi pensa che in politica ci si possa dimenticare anche le storie personali di 40 anni di frequentazioni, di scontri, di amicizia, di scontro politico, si sbaglia. Per me contano, oggi contano. C'è il rischio, dice Guccione, che la chiusura di questa legislatura venga anticipata, non solo per le vicende giudiziarie, ma anche per l'incapacità politica di portare avanti quel progetto che ci siamo dati. Domenico Bevacqua del PD, nel manifestare apprezzamento per il comportamento della minoranza, ha richiamato tutti al senso di responsabilità, facendo riferimento all'approvazione del bilancio. È nostro dovere, ha detto Bevacqua, esprimere solidarietà e rispetto verso il presidente Oliverio, che sono certo riuscirà a smontare le accuse a suo carico e lasciare a lui la decisione se continuare o meno il suo mandato. Domenico Tallini di Forza Italia ha concordato con Carlo Guccione sul fatto che nessuno può essere garantista a fasi alterne. Da Giuseppe Aieta del PD è giunta una difesa del presidente Oliverio. Non mi preoccupo, ha detto, di contestare l'azione della magistratura. Inaccettabile che il presidente Oliverio, uomo rigoroso che ha combattuto una vita, venga associato ad una ditta amica della Cosca Mutuo. Conosco il presidente, lo conosco fin dagli anni in cui uccisero Giannino Lo Sardo nella mia città per le sue battaglie contro quella cosca e tutte le cosche della Calabria. Sono sicuro e convinto, ha concluso Aieta, che il presidente chiarirà la sua posizione. Torniamo adesso sull'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro e approfondiamo l'aspetto che riguarda l'aviosuperficie di Scalea, un'infrastruttura mai completata nonostante i tanti milioni spesi. L'aviosuperficie di Scalea è forse il simbolo dell'attenzione che si ha in Calabria per il turismo. Era da tempo che non guadagnava la prima pagina questa infrastruttura, mai ultimata, mai utilizzata, se non per ospitare qualche piccolo aeromobile proveniente dalla Campania. Per il resto è lì, abbandonata a se stessa, e dire che doveva essere il fiore all'occhiello dell'Alto Tirreno cosentino. A più riprese si è tentato di infilare questo piccolo aeroporto tra le priorità, ma al di là dei convegni e la firma di qualche convenzione, l'ultima è di qualche anno fa, tra la provincia di Cosenza, la Camera di Commercio e il Comune di Scalea, non si è andati. Adesso torna prepotentemente d'attualità con l'inchiesta della distrettuale antimafia di Catanzaro, che prende proprio il nome da ciò che gli investigatori si sono trovati davanti agli occhi osservando l'aviosuperficie, una landa deserta. Nonostante i soldi pubblici spesi per progetti e affidamento dei lavori alla ditta Barbieri, niente, come ben documentato nelle carte dell'inchiesta che, va sempre ricordato, sostengono l'ipotesi d'accusa da dimostrare in fase processuale, ma al di là del lavoro della magistratura resta l'amarezza per ciò che questa infrastruttura avrebbe dovuto rappresentare per l'impresa turistica di quest'area, che ancora una volta impatta con la triste e desolante realtà del denaro speso senza ottenere nulla. È un po' la storia di questa terra sulla quale insistono tante, troppe cattedrali nel deserto. Altro argomento, la soglia degli affidamenti diretti passa da 40.000 euro a 200.000. I comuni potranno decidere di assegnare i lavori per questi importi senza passare dalle gare d'appalto. L'ANAC avverte sui rischi di corruzione e infiltrazioni della criminalità organizzata. I comuni sapranno fronteggiare questi rischi. Il prefetto di Cosenza dice che gli enti hanno difese immunitarie molto basse. Sentiamo. Affidamenti diretti da parte dei comuni, si cambia il registro. A stabilirlo il Consiglio dei Ministri, che lunedì scorso ha deciso la nuova soglia per gli appalti senza gara. Si passerà dai 40.000 euro attuali ai 200.000 euro. In sostanza i sindaci potranno deliberare le spese e procedere nell'assegnare i lavori, saltando la fase della burocrazia legata alle gare d'appalto. L'idea è quella di velocizzare la realizzazione delle opere, ma il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone avverte sul rischio possibile dell'aumento dei rischi di corruzione e di affari da parte della criminalità organizzata. Secondo i dati resi noti dal quotidiano La Repubblica, nel 2017 l'affidamento diretto degli enti pubblici è stato del 27%. Sempre nello stesso anno sono stati 30.617 i contratti stipulati dai comuni, di questi il 20% ad affidamento diretto.
euro, la stima per il 2019 è del 70%, circa il 50% in più. La trasparenza è il tema su cui si dibatte spesso nei municipi, come conferma il prefetto Galeone ai nostri microfoni. La realtà è diversa. Noi abbiamo un organismo, ecco, un organismo io potrei definire, ecco, per comprenderci, con delle difese immunitarie molto basse. Quindi il primo spiffero, il primo freddo lo fa ammalare. In questi comuni nostri a volte si confonde, ecco, quel sottile filo tra l'ignoranza e l'illegalità, perché a volte l'essere non competenti, l'essere ignoranti fa in modo che si diventi anche illegale. Mi piace raccontare questo aneddoto perché fa comprendere. Quando il comune è stato sciolto per infiltrazione facendo un project financing di 5 milioni di euro, e gli chiesi: scusi geometra, ma lei ha fatto questo progetto? No, vabbè, io non ero in grado, me l'hanno portato e io l'ho approvato. Ecco il meccanismo, perché questo aneddoto: me l'hanno portato, perché io sono ignorante, me l'hanno portato. Il ministro Toninelli ha chiuso il suo tour in Calabria, nel porto di Gioia Tauro, parlando delle infrastrutture, ha detto: qui si può e si deve fare di più. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ieri è stato quasi tutto il giorno nell'area portuale di Gioia Tauro per toccare con mano cosa non va con il grande malato di Calabria. Tante potenzialità inespresse sostengono che stanno portando gradualmente il porto ad un calo costante delle movimentazioni di container registrate mese per mese, a un calo dell'occupazione e a una ZES promessa in pompa magna ma mai concretizzata e partita. Ciliegina sulla torta e infine un gestore MCT, Med Center Container Terminal, un gruppo privato a trazione tedesca che invece di investire sullo scalo come promesso fa orecchie da mercante, ma qui il ministro è stato perentorio: 1 mese di tempo, poi leverà le concessioni alla multinazionale guidata tra gli altri dall'armatore Gianluigi Aponte. La visita di Danilo Toninelli è stata tutto questo: capire e rendersi conto di quanto sta accadendo. Dopo l'incontro con le istituzioni, i giornalisti e l'equipaggio avvenuto sulla nave Diciotti, Toninelli ha incontrato i sindacati nella sede dell'autorità portuale. C'erano tutti e qui la voce delle organizzazioni sindacali è stata univoca: basta promesse. Le colpe non sono solo di MCT ma anche di governo centrale e regionale. Si prendano le loro responsabilità e capiscano che Gioia non può essere abbandonata. Anche il nuovo gateway ferroviario sarà un'opera all'avanguardia, ma bisogna vedere quanto voglia di sfruttarla ha il terminalista. Il Consiglio Comunale di Cosenza, come anticipato ieri nel corso dei nostri telegiornali, ha dato mandato al sindaco Mario Chiuto di verificare se ci sono le possibilità per riaprire al traffico Viale Parco. Il parco dunque, il viale dunque potrebbe riaprire per la gioia degli automobilisti cosentini. Eccolo, viale Giacomo Mancini, il viale Parco dei Cosentini, che è diventato l'oggetto del desiderio del Natale 2018. Eh sì, perché siamo sicuri che, imbottigliati nel traffico per regali o commissioni o semplicemente per tornare a casa, tutti vorrebbero imboccare, come facevano qualche tempo fa, la strada a 4 corsie che attraversa la città. Il cantiere per la metro ha rallentato il ritmo di Cosenza e ha acceso la polemica. Il Consiglio Comunale ha delegato il sindaco Chiuto di verificare se sussiste la possibilità di riaprire al traffico l'arteria fino alla realizzazione della viabilità alternativa. Il Consiglio Comunale ha di fatto ratificato quello che già il sindaco aveva diffidato direttamente lui alla Regione Calabria di ripristinare l'inizio dei lavori o altrimenti procedere alla riapertura del viale e renderlo fruibile come era in precedenza. Nella medesima diffida che citavo prima, il sindaco ha diffidato anche Regione Calabria a nominare il suo rappresentante, perché senza di questo non può attivarsi nemmeno l'attività propria del collegio di vigilanza, che avrebbe avuto a questo punto un suo potere di input o comunque di verifica delle problematiche che poi si sono rilevate presenti. Nel frattempo i lavori oltre le transenne sembrano procedere a rilento, ma i tempi non saranno immediati. Certo che si può riaprire, nel senso che non possiamo pensare che la città di Cosenza possa stare con questa situazione sine die e senza una programmazione concreta dei tempi che devono essere necessariamente brevi. Diversamente il Comune
procederà alla revoca dell'accordo, alle sanzioni, a tutto quello insomma, che ne discende dal mancato rispetto delle tempistiche che poi la Regione aveva posto come urgenti. Intanto, sempre a proposito di viabilità, è stata emessa una nuova ordinanza che riguarda le ZTL nel centro città, che attua alcune modifiche concertate con la Confcommercio. Via Piave è percorribile H24, quindi diciamo che è sempre varco non attivo, e nel medesimo tempo si può anche parcheggiare perché è stato previsto anche il diritto di sosta, mentre per quanto riguarda via di Sonzo la stessa è percorribile dalle 16 del pomeriggio alle 10 del mattino, è percorribile da tutti, mentre invece dalle 10 alle 16 è solo percorribile dai soggetti autorizzati. Questo anche per consentire una maggiore facilità a raggiungere i parcheggi cittadini. Morte sospetta annunciata di Cosenza, ha chiesto l'intervento della magistratura, il legale della famiglia dell'uomo deceduto il 15 novembre scorso ha chiesto il sequestro delle cartelle cliniche. Aveva 52 anni Saverio Ferrarelli, è deceduto il 15 novembre scorso all'Annunziata di Cosenza, dove era giunto in condizioni critiche dal nosocomio di San Giovanni in Fiore. Adesso i familiari dell'uomo chiedono, attraverso il loro legale, l'avvocato Sabrina Rondinelli, penalista del Foro di Catanzaro, l'intervento della magistratura. Il calvario dell'uomo è iniziato i primi giorni di novembre. Dopo una serie di analisi ed esami specialistici era stato diagnosticato un lipoma inguinale, per questo era stato messo in lista per un intervento chirurgico, un'operazione delicata ma di routine. L'intervento è stato effettuato dall'equipe chirurgica dell'ospedale di San Giovanni in Fiore nella prima settimana di novembre. Qualcosa però è andato storto, le condizioni dell'uomo sono progressivamente peggiorate, è stato così disposto il trasferimento d'urgenza a Cosenza. All'Annunziata il 52enne è stato ricoverato in rianimazione, dove purtroppo è deceduto. Una morte causata, dicono i medici, da un arresto cardiaco e da un edema polmonare, ma per la famiglia dietro la morte dell'uomo ci sarebbero errori diagnostici, sottovalutazioni specialistiche e leggerezze mediche. I familiari del 52enne adesso vogliono avere delle risposte. Un caso di malasanità oppure una tragica fatalità è quanto dovrà accertare la magistratura. Il legale della famiglia, come primo atto, ha chiesto il sequestro delle cartelle cliniche e l'individuazione di tutti i medici che hanno avuto in cura il paziente. I nostri 100 secondi di cronaca adesso. Il cadavere di un uomo di 37 anni è stato trovato all'interno della stazione delle Ferrovie della Calabria nel quartiere Corvo di Catanzaro. Accanto al corpo c'era una siringa usata e questo fa ipotizzare che il 37enne sia deceduto per overdose. A trovare il cadavere dell'uomo, che da pochi giorni aveva lasciato una comunità di recupero, è stato un dipendente delle Ferrovie della Calabria che ha subito informato la squadra mobile di Catanzaro. In auto nascondeva eroina, denunciato un 39enne dalla polizia stradale di Catanzaro. L'uomo è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento per le strade della città capoluogo. Con la sua auto ha anche tentato di speronare la pattuglia della Polstrada. Scontro tra due auto sulla statale 280, una coppia di coniugi è rimasta ferita, 2 le auto coinvolte, una Renault Modus e un sul Porsche Cayenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. I 2 feriti che viaggiavano a bordo della Renault sono stati soccorsi da personale del 118, illeso invece il conducente del SUV. Perseguita una donna per oltre 10 anni, la polizia locale ha arrestato e posto ai domiciliari a Lamezia Terme un 53enne. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP su richiesta della procura lametina. L'uomo, accusato di stalking, ha violato il divieto di avvicinamento alla donna. Sono stati 579 nel primo semestre del 2018 i casi di frode creditizia registrati in Calabria, perpetrati mediante furto di identità, a fronte dei 511 del corrispondente periodo del 2017. Il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Reggio Calabria con 210 casi, a Cosenza 172 casi, a Catanzaro 83, Vibo Valencia 59 e Crotone 55. 3 buste con all'interno ognuna una testa mozzata di capretto sono state lasciate davanti alle abitazioni del vice sindaco di Longobucco Giuseppe Davide Federico, dell'ex sindaco del comune cosentino Luigi Stasi e un impiegato comunale Pietro Caputo. I fatti risalgono alla notte tra il 17 e il 18 dicembre scorsi, ma la notizia è stata diffusa oggi. Indagano su questi ritrovamenti i carabinieri, ai quali le 3 vittime di queste intimidazioni presunte hanno sporto denuncia. Etica ed economia, binomio possibile, se ne è discusso in un incontro promosso da Banca Italia a Catanzaro.
L'economia è più conveniente se etica è ancora il sostantivo che è sinonimo di comportamenti giusti dinanzi alle categorie del bene e del male che rimanda alla filosofia può tradursi in azione concreta, soprattutto in un settore quale quello economico in cui a prevalere sono interessi legati al flusso del denaro. Banca Italia a Catanzaro si è posta il problema e lo ha fatto non semplificando ma in controtendenza, riflettendo alla presenza di Monsignor Vincenzo Bertolone. I valori, altra domanda, sono fuori moda, si può applicarli anche ad un settore spesso considerato senza anima quale quello della finanza? La risposta è nel riconoscere e neutralizzare quelli che genericamente vengono chiamati vincoli e che creano le distorsioni del sistema. Queste distorsioni sono dovute anche, e possiamo dire anche soprattutto, alla presenza di quella che è l'economia illegale, la criminalità organizzata, la corruzione, l'evasione fiscale, tutto ciò che distorce appunto il normale gioco dell'economia e che comporta delle perdite per le potenzialità di crescita di un paese, delle vere e proprie mancanze, delle perdite, delle lacune, possiamo dire delle deprivazioni di possibilità di crescita, di reddito, di possibilità di costruire per le nuove generazioni un futuro che sia all'altezza delle proprie aspirazioni e solo di quello. Carabinieri forestali non soltanto tutela dell'ambiente a Vibo, ma saranno di supporto alle attività dell'Arma sul territorio. Vediamo. Una costante attività preventiva, un'azione più incisiva a livello territoriale. Il nuovo Corpo Forestale dei Carabinieri va acquisendo con il passare del tempo sempre maggiore evidenza nei settori tipici della propria competenza. Nel territorio provinciale di Vibo Valentia il compito è stato poi facilitato anche perché avviato attraverso quel patrimonio di competenze che il comando di Mongiana aveva acquisito negli anni passati, annoverandosi certamente tra le eccellenze nel proprio specifico ambito. Incontrando i giornalisti, il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali ha voluto evidenziare i buoni risultati sin qui ottenuti, anche grazie all'azione sinergica con i diversi reparti dell'Arma, la cui azione comune ha permesso di dispiegarne tutte le potenzialità. Il dato che emerge è che sostanzialmente l'attività preventiva si è mantenuta costante come negli anni scorsi. Quello che si differenzia, diciamo, è il dato relativo all'attività repressiva, dove per numero di arresti, di sanzioni amministrative che complessivamente superano i 430.000 euro, combinati, diciamo, nei più svariati settori che vanno dalla repressione dei reati amministrativi sull'agroalimentare, sulla tutela della flora e della fauna, sulla tutela del territorio, alla fine quindi un settore che va dall'ambiente all'agroalimentare è un dato di assoluto rilievo. Anche il numero di illeciti penali è in crescita e quello che si registra quest'anno sono anche operazioni importanti come Green Mountain, laddove sono in eccezionale sinergia con l'Arma Territoriale, con i cacciatori di Calabria, con l'8° nucleo elicotteri di stanza presso il battaglione di Vibo Valentia e con il concorso anche del personale del reparto Carabinieri e Biodiversità si è riusciti a svolgere un'importante attività repressiva nei riguardi della coltivazione, del fenomeno della coltivazione della canapa indiana, e quindi è un'attività in crescita la nostra, che sarà ancora più affinata l'anno prossimo man mano che queste sinergie, diciamo, con l'Arma Territoriale e le relative specialità andranno sempre più a rendersi efficaci. Andiamo a vedere invece le previsioni meteo per le prossime ore. Correnti più fredde e secche di tramontana hanno apportato un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Anche nelle prossime ore c'è da attendersi un tempo stabile, salvo qualche passaggio nuvoloso collegato ad una nuova perturbazione che comunque interesserà esclusivamente il centro-nord della nostra penisola. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani ampi spazi soleggiati alternati a passaggi di nubi medio-alte, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, salvo il golfo di Corigliano, che risulterà calmo con venti deboli dai quadranti settentrionali.
Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna nelle prossime edizioni, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.